Per la ricostruzione del viadotto Petrusa diciamo che l'importante è avere iniziato i lavori, ma restiamo dell'avviso che non è proprio il caso di cantare vittoria, perché per vedere agibile la nuova struttura serviranno almeno 300 giorni, ovvero un anno ancora di disagi per gli automobilisti che da sud devono raggiungere la zona nord di Agrigento e possono farlo utilizzando ancora solo strade alternative, non certo agevoli. Allora diciamo che bisognerà avere tanta pazienza e sperare che i giorni restino quelli indicati, ma sono troppi i dubbi purtroppo, dovendo considerare le ferie degli operai e gli eventuali imprevisti in corso d'opera. Ma c'è un aspetto non certo secondario ed è quello legato al numero di operai impiegati. Per riavere fruibile il viadotto Petrusa forse servirebbero più uomini e orari straordinari. Insomma, si chiede solo di stringere al massimo i tempi, sapendo che 300 giorni sembrano un'eternità, dovendo recuperare un ponte lungo appena 100 metri. La notizia dell'avvio dei lavori, tuttavia, è stata accolta dai cittadini di Favara in primo luogo con un sospiro di sollievo, anche perché a pagare un conto salato in questi anni sono stati e sono ancora proprio i favaresi.